Amici bellini, buon martedì, ovviamente, martedì di Champions, che è stato ieri, ma è ancora martedì, voi lo sapete. E se non lo sapete, perché è martedì, benvenuti, siete noi, benvenuto Samuele Moroni, per esempio, benvenutissimi. Ci siamo divertiti ieri a fare la telecronaca, ma cominciamo. È un martedì pazzesco. Sono proprio disonesti, ma guarda. Rumori incredibili, rumori. Perché sennò facciamo sempre queste lunghe iperboli. Si dice così? Chiedo a Concetto come si dice? Lunghe iperboli, no lunghi, perché lunghi sono... Sì, ma credo che tu volessi dire preamboli, no? Preamboli? I capelli, dai lunghi capelli. Che c'entrano i capelli? No, insomma ci siamo divertiti, abbiamo fatto la telecronaca, cercavo di vedere la partita senza leggere gli spoiler, insomma è stata una bella live. Una partita intensissima, la Juve ci ha provato fino in fondo, sono stati anche un po' sfortunati, ci saranno polemiche per l'arbitraggio, però ragazzi alla fine il calcio è infame perché è infame certe volte, bastava che quella palla di Quadrato qualche centimetro più è ovvio, no? Ma io sento addirittura Pirlo che dice però ci siamo fatti 4 errori da soli, non hanno usato il Secondo me non hanno capito l'importanza del tiro, non hanno sentito la paura di poter subire il gol e quindi si sono girati. Praticamente ha detto che non hanno usato il pericolo su quel calcio di punizione. Ma qual è il punto su cui noi dobbiamo riflettere? Perché questa è stata proprio la giornata del vecchio che smette e del nuovo che avanza, perché vedi una partita dove Ronaldo ti viene a mancare, l'uomo comprato per la Champions, l'uomo che ti doveva portare il triplete, farti vincere tutto, sono venuto per vincere, non esiste proprio, vi faremo deprimere e tutti aspetto e tutte quelle cose belline là, ma alla fine chi è il protagonista? È Haaland, è l'altro versante, è quello che praticamente è giovane, esce dal fuoco, segna 2 gol a partita, segna in tutti i modi, fa l'impossibile, sta bruciando tutti i record, tutte le tappe, è una cosa impossibile. Noi l'abbiamo intravisto, l'abbiamo individuato prima del tempo, facendo il video dove parlo delle varie decadi, no? Dove nel 60, nel 40, nell'80, prima Pelé, poi Maradona, poi Ronaldinho, poi Haaland, ragazzi, perché nel 2000 nasce Haaland, rendiamoci conto che questo ha appena 21 anni ed è già così devastante. Allora la nostra riflessione dove deve essere? Sul calcio italiano in generale. Io sono contento che ieri l'uomo partita stava per essere Chiesa, quindi un giovane sul quale la Juve ha puntato. Ci sta. La Juve sta cercando di svecchiare piano piano, è complicato, però ancora c'hai i vari Bonucci, ancora c'hai i vari Quadrato, devi fare ancora Buffon, Zidane, bisogna veramente fare una rivoluzione ad un certo punto perché il ciclo probabilmente ha la frutta, è complicato andare avanti e ti sei affidato ad un allenatore inesperto che comunque forse per risparmiare, non lo so, sono fatti loro societari che non vado nel profondo perché non ne ho idea, però se il calcio italiano si esalta per Ronaldo anziano, si esalta per il ritorno di Ibra anziano e ci esaltiamo per Ribéry che ha fatto un buon inizio ma poi sinceramente basta, e Callecon che continua a essere via, ci vendiamo Chiesa, compriamo Callecon, e no ragazzi, no, Llorente, basta, cioè nel senso veramente dobbiamo puntare sui giovani, dobbiamo individuare, avere il coraggio, puntare sui giovani oppure al massimo i rumori per tutta la stanza. Che fa l'Inter? L'Inter si consolida prendendo un campione nel pieno della sua maturità, 26-27 anni, un po' come aveva fatto il Napoli quando ha preso Higuain. Ora noi non abbiamo vinto e vabbè, lasciamo perdere perché non basta un campione per vincere, vinci la Coppa dei Capocannonieri, ma non basta. Però io devo fare cioè noi ci lamentiamo dell'acquisto di Osimhen, ok, di Osimhen, ma è più giusto l'acquisto di Osimhen rispetto all'acquisto di Ronaldo. E lo so, è una cosa forte che sto dicendo, ma dovete capire in prospettiva, il Napoli deve tornare a essere il Napoli che individua Lavezzi, Hamsik, Cavani.
che individua i Koulibaly, che prese Gulam quando praticamente nessuno lo conosceva, i Mertens. Il Napoli deve tornare a fare quello, deve fidarsi del proprio istinto, del proprio scouting, se bisogna cambiare lo scouting non lo so. L'Atalanta, i giovani, perché ci convince il progetto Atalanta? Perché puntano sui giovani, perché il giocatore fatto è finito, è Zapata e poi intorno tutti i giovani. Così sì, puntare sempre sulle vecchie glorie, ragazzi, non funziona, perché alla fine della fiera sì, ti prendi Kolarov, ti prendi Vidal, ma in campo la differenza la sta facendo Barella, vi rendete? E la sta facendo Bastoni. Questa è la cosa bella del calcio in questo momento, al di là delle bandiere, al di là della fede e dei colori. Voglio che il calcio venga vinto da una squadra che punta sui giovani e che ha fatto un progetto impregnato su giocatori impregnato, brutto come cosa. L'Inter ha preso anche dei giocatori esperti e ci sta tutta, perché questa è una campagna acquisti per vincere quest'anno e poi dopo si pensa. Però i giocatori chiave ve li ho detto, e quello là, l'attacco non si fonda su vecchie glorie, ma si fonda su giocatori che sono forti adesso e possono esserlo per altri 3-4 anni. Gli altri sono alla frutta. Quindi questo è stata proprio una giustizia del calcio nella giornata in cui viene a mancare Ronaldo, ed è proprio grave che gli passi proprio sotto le gambe a lui il calcio di punizione decisivo. Dall'altra parte il Borussia passa con doppietta di Haaland, poi tra l'altro è successo di tutto, prima gol annullato, poi dopo gli danno il rigore, poi gli fanno ripetere il rigore, insomma i predestinati, è così. E dall'altra parte chi lotterà fino alla fine? La squadra che ha Mbappé probabilmente si imporrà fino alla fine, vediamo cosa succederà col Barcellona. La squadra che ha quegli altri giovanotti, il Bayern di Monaco, mentre il Real deve lottarsela con l'Atalanta, non sono sicuri di passare. Ecco, io vorrei proprio questo, vorrei che vadano avanti le nuove leve, le idee fatte con i soldi, perché io mi sto studiando il City, mi sto studiando il Tottenham, sto cercando di capire l'esperimento dell'Arsenal, perché noi dobbiamo identificare gli esempi da seguire e non possiamo fare quelli vorrei ma non posso perché siamo Ancelotti, però non ci mette a squadra, e Ronaldo però senza squadra intorno. Sono esempi, lo so, complicati anche da capire, ma se riusciamo ad andare nel profondo, l'idea mia è la progettualità. Quindi fondamentalmente è meglio comprare un Osimhen oggi, che magari è una scommessa che devi vincere in un paio d'anni, magari la vinci, speriamo che la vinciamo, piuttosto che prendere una vecchia gloria, speri di vincere una cosa, non l'hai vinta. E se ci fosse giustizia, ragazzi, questi dovrebbero fallire per tutti i debiti che hanno, non se lo possono permettere, quindi o se ne va l'anno prossimo o comunque che facite, va accattate pure a Messi e vi comprate pure quel nuovo, questo qua Oliveira. Non può andare così il calcio deve andare in un'altra direzione, e spero che il campionato italiano lo capisca, perché poi va a finire che in Europa facciamo ridere, e abbiamo fatto ridere noi in Europa League, quindi non sfottiamo a nessuno. Ecco perché non parte la cosa avete preso i limoni, non mi viene proprio, perché è proprio la situazione del calcio italiano che non è rosea. L'Inter che esce così male dalla Champions, la Juve che esce così presto, l'Atalanta, la Lazio che probabilmente anche un piede più fuori che dentro, serve un'impressione, l'Atalanta che è l'unica che ha fatto una bella figura nonostante abbia perso. Ci rendiamo conto che non va bene così? Non può andare bene così? Speriamo che la Roma e il Milan facciano il loro dovere nell'Europa, non solo perché tifiamo per le italiane, per il ranking, ma io anche voglio che si stanchino fino in fondo, perché poi io non ci credo, perché statisticamente, calcisticamente è impossibile la Champions, però ragazzi una speranzella fatemela dare, perché se la Juventus magari ha un contraccolpo psicologico, non è la Juventus che arriva bella orgogliosa di aver fatto l'impresa, magari un contraccolpo lo possono avere, magari il Napoli ha guardato questa partita e ha detto guarda, sono vulnerabili, prendono gol, non sono quelli là proprio belli compatti, decisi e segnano a raffica. Quando hanno avuto la reazione d'orgoglio li hanno fatti gol, ma sono assolutamente vulnerabilissimi. Quindi ragazzi, un po' di coraggio. Napoli, abbi coraggio, attacca, ritorna Lozano, vediamo di far tornare così. Se torna anche Mertens in forma, ragazzi, io ci credo un po' di più. In difesa siamo vulnerabili, in difesa dobbiamo fare mannaggia, aiuto. Lo so, è così, è una situazione complicata, però se attacchiamo, se siamo coraggiosi, se siamo propositivi, se buttiamo sta palla avanti senza fare fazzoletti in cima, tutto è possibile. Oddio, non proprio tutto,
non proprio tutto, una cosa è sicura, è che questi escono sempre, ma escono sempre a un certo punto, è diventato una maledizione, come le varie maledizioni, prima o poi i tabù si sfatano, ma è ancora lontano, e secondo me si sfateranno quando smetteranno di puntare su vecchie glorie e rifonderanno tutto. L'errore secondo me è stato non credere in Sarri, perché se tu hai sposato il progetto Sarri e gli dai i giocatori giusti, secondo me Sarri in un paio d'anni, 2 anni e mezzo, riusciva a sistemare e poteva creare una nuova situazione. Non ci hanno creduto, hanno pensato di poter risparmiare, errore grave, e lo dico da amante di Sarri che ha schifato Sarri completamente, per mano di legge ti ho schifato. Ma tu Juventus, che vincere è l'unica cosa che conta, ormai ce lo avevi, aveva sposato la tua causa, ma perché non te lo dovevi tenere? Perché si mette le dita nel naso, perché magari se non sa parlare bene volevi lo stile Juve, e tieniti lo stile Juve, l'entusiasmo, facciamo 4 errori, è normale uscire, tieniti questo qua, dobbiamo metterci a lavorare, ricominciare, perché adesso il campionato, e diciamo sempre le solite banalità. Io preferisco allenatori anche meno banali, sinceramente, che se devono dire una cosa la dicono, gente come Stankovic, andatevi a vedere la conferenza di Stankovic, andatevi a vedere, non voglio nemmeno più parlare di Gattuso perché quella è una storia oramai chiusa per il Napoli, però ho divagato, lo so, ma io un video ve lo dovevo dare, e secondo me è più interessante di quello che voi state pensando. Se siete arrivati fino alla fine lasciate un like, io vi voglio bene, da New York, Valerio Fluido e tutto. Pensiamo ai giovani, Holland, Mbappé, lo so, non si possono pigliare, noi non li possiamo pigliare, però abbiamo preso Osimhen, metti che funziona. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.